prossima edizione i Sanfilippani metteranno in scena la commedia La famiglia difettosa, che si articola in 2 atti. Il titolo è tutto dire, non vi svelo il retroscena, vi auguro solo tanto divertimento e tante risate. Prima di iniziare, alzi la mano chi ha tanti difetti. Alzi la mano chi non ne ha. Manca l'ultima categoria. Alzi la mano chi non ha alzato la mano. Bene, buon divertimento a tutti. Caterina Fussisciana in aria. No, ora tu mi conti più filo e più segno che tu cacciare. Non vuoi sapere, mamma? Sono innamoratissima. Ma questa è una notizia bellissima, mamma. Strisciala il bagno. Allora, che c'è? Qualche problema? Ma i problemi non parlano mai a mamma. Forse io non lo sapi. Ma che dici, mamma? Sapi tutto di mia, di Inter e di fora. Ah, chissà chi sape di Inter. Meno male che di mia, non sape né di nudo, né di Inter che manco di fuori. Mamma, Massimo è un po' un babbo, però è pieno di pregi. Pregi? Ma che sono questi pregi? I bulli, i stanchi, i malattie. Mamma, i pregi sono così buoni, sono un po' babbo. Ma ci già stai a lingua. Però ormai me la ricchina tendono più niente. I tuoi, ma me sentono, e come sottosentono? Ah, mi stai buscando tutti in ruba mamma, io ti lo tutto dentro. Mamma, tu sei da me parte, vero? La vita io contiamo felicità e poi l'amore, muccio ogni difetto. Però lo sai che papà queste cose ci fa caso. Ah sì, ma io... Pure io entro in casa un babbo non lo voglio. Ma vattene in tua stanza, tu facciamo scandati, ma vattene in tua stanza. Ma non se la maritare. E poi sono sapere, domani e ci vedo difetti. Cacetto! Se poi ti faccio un elenco. Tu faccio? Allora, c'hai i cibutti di tutti e due i peli. Piluso, peggio di una scimmia. E poi c'hai certi denti, certi punti. Mamma, ma che c'è non so si senti perché non si vedono. Vabbè, ma stai tranquilla, ma faccio dice, ma che capisca? Non è, sto dicendo piano piano. Ma sentite una cosa, ma che si cade? Di onde vengono, non su, di onde su? Sono a 7 km di qua e si chiamano, a ridere però appena lo dico, Scassamento. Ma scusate, scassamento! Ma che si scassano, vero? Capone conosci? Lavinia con l'uccello e tu Assunta pomodoro in con l'uccello. Anche se tu mi chiamo per il pomodorino. Ma comunque mi più con l'uccello che scassamento. Vabbè, ma questi cognomi ridicoli facevo ridere magari a dire. Certo, tua padre ha sempre desiderato il massimo per te. E infatti si chiama Massimo. No, Buongiorno Assunta. buongiorno signora Manicchi, assettate. Ma che fai tu? No, sono i suoi come tu. Me ne vai. Prima di venire in Inter, apro sempre notizie brutte. Figlio che me ne caso. Non si può camminare più in strada. Uno che cammina, perché si trova sopra una macchina, non ci vuole niente.
Lavinia, stai attenta quando cammini per le strade. No, ma perché non sapete a che succede? Una cammina, va sotto una macchina, è capace che si rompa una gamma. Giusto. E se si rompa una gamma, che ne fai? Si porta all'ospedale. Immaginatevi, anziché operare c'hai la masciata, ci operano chi da buona. No. Ci pensate, ma quando si vedono gli antenini, sicuro che succede qualche cosa, sempre. Ma ci pensate a mio marito? Esce questa casa, bestegnato un euro, ben va, subito, 3 giorni in ospedale, per screzzo, e morivo. Buono, signora Ricchiora, non ci pensassi. Mamma, vedi che a un momento sono tremenda. Vero, papà, sì. Tu me ne vai, sì che me ne vai. No, ma non è che disturbi che adesso va a preparare il pranzo. Allora me ne vai, no? Va bene, Me ne vai a io faccio qualche cosa. E donna, sa scandare magari a camminare con tutte queste pazze che ci sono in giro con un motorino. Non c'è niente che ti ingarrano. Lavinia, per favore, non toccate mai il motorino. Ma no, ma perché prima o poi si muore, Lavinia, si muore. Allora, me ne vai a via. Va bene, va bene. Sempre ora, mentre cammino, a tenere l'occhio tanto. Sempre avvertilo. Ma potevo sopportare ogni momento che avete con Darassi. Oppure, restavo sola senza nudo. Sola, meno male che me ne vai a stare lontano per tanti motivi. Ma che c'hai? Quale sono sti morti? Ma chi è che c'ha cagato in sembra la figlia? Quale sono sti morti? Signora Marissa Rosso, papà, Per favore non mi abbandonare chissà, non solo che quando vedi ci rompo un muso. Io magari non allora, casca. Pensa che stiamo parcheggiando la macchina. Ma tampo no. Io proprio stai attento quando cammini, quando parcheggi. Arrivo io, ma quando vedi chi sta? No, abbiamo subito fuori, no? Mischina. Quando vedi io non lo sembra carina. La signora Busto Maricchia quando viene a tutte ste nicchie. E la signora Maricchia Busto quando viene mi fa diventare il giallo e magari il rosso. Mio! Papà t'ha visto a parlare. Santino t'ha visto a parlare. Tutte e due? No, Solo Ida. come ha voluto sempre bene. Sempre l'ha voluto bene. È giusto che tra padre e figlia ci sia un rapporto aperto. Aperto! Apriti, Santino! ma che stai chiuso però? Meglio che sei chiuso. Sentimi, papà! Estendela! Io mi sento a tutto lui, ma manzura che da parlare gli è dato il tuo. Tu mi stai parlando magari pappato, eh? Quindi le dice male mi sta muta. Papà, ora vai, ora vai! Au, minchia, sta stando muta, eh? Lavinia, papà. Dimmi, è giusto che un padre deve ascoltare la propria figlia, tenendo incontro negli ultimi ore, no? Allora, che c'ha papà? Dimmi. Papà, sono innamorata! Mi raccomando! Piano piano, ci diciamo piano piano, così, ci dissi sì, così! Meno male che non ci vissero su rosso. Sei contento? Certo che è contento, certo! Certo, la riunione, contenta papà. Queste sono Cose belle. cose belle, cose belle papà. E dimmi una cosa, questo gran fortunato, ma basta, meglio Massimo cammino, Papà è un ragazzo magnifico, con tanti pregi. I pregi sono così buoni, non sono malatista. ma chi è che mi spiega? Ma tu pare che sei ignorante come chi è? Come faccio? Guarda morire che completo. La vita papà, essere pregiato al giorno d'oggi non è che tu, brava, sono io contento. Però secondo me fosse giusto che
dica sai, che qualche difettuccio ce l'ha visto, no? Che dici qua, papà? Ma è veramente qualche non lavi. No, allora, Ma tu come che fai a sapere che lavi? niente, non stavo dicendo la vita, Dorita, prima capite tu. Io non c'è sto difetto a parlare ai cristiani. No. Papà, ha una voce dolce, bianca bianca. E la voce di una libra poi l'hai vista papà. Ma Carolina, proprio. All'imbaiata. Allora il stomaco soffre. Mamma, quando parla mi fa volare. È consumato. Perché sto figliando Caizza? Ce l'hai mano magari tu, per favore. Papà, è romantico. Ah no? Chi sono? Mi va bene tutto, ma addirittura straniero, la Romania, no, con tutto il rispetto, ma la Romania no. Amore da Romania. Che dici tu? Romantico in senso amorevole, quale da Romania, siciliano. Ah, sì, sicuro. Ma come mica per figlio? Tu nega è dici. Inglese, paterno. Allora, paterno, no, papà! Oh, io non ragazzi, non ragione io! No, le paterno non sono buoni! No! Originale. Siamo sicuri? Già c'è un collega del paterno, a Federico, ma magari a Indro, no, per favore! Io nasciva pronti, macchina sciacca rapeti, suo frate sotto riccio e suo padre a pronta. Sono internazionale, va! Meno male che questa non c'aveva pure figli! Si chiama a Palermo, a Agrigento, questa è la Savosta, non si prima, questa è la Savosta! Ma capisci, non è importante che è di buona razza. A buon'anima delle madri di Cia. Meglio lo tinto di buona razza che lo buono di tinta razza. Abbonanima alle tua madre, ti diceva tanto le fesserie. Abbonanima alle tua madre, invece sai che dice? Bellizza e creteneria spesso vanno in compagnia, no? La vita. Non è male che io ti rifresca. Io ti rinfrescavo. La bellizza mi è passato, ma la creteneria mi pare che ti arrestavo. Non voleva venire. Mamma, le dica più presto devo riconoscere, La linea, papà, va bene, oramai sei grande, hai 20 anni, è giusto che ti fai la tua vita, lo sai papà, io hai voluto sempre il massimo per mia figlia, e infatti no, Massimo tu stai pigliando il nome, io magari Il carattere, no? carattere è troppo bello la tua carattere. Ma tu come fai a casa io un carattere di sto Massimo? Bello, non male, come figli così belli. Mia figlia è così bella. Boh, va bene. Però, papà, ti ripeto, secondo me sarebbe giusto, bello, che qualche un uomo, per essere uomo, è giusto che qualche difettuccio ce l'ha vista, chissà, un goccio, un graugno, qualche peloso, manco peloso è questo. Essere ora peloso come a dire, come pare a scipieghi che compra. Che difettuccio là, però io non vedo più. È sano allora! Ma piccolo difettuccio. Ma questo difettuccio, uccio. Papà, è un po' balbuziere. È balbuziella papà, ma non è che... Ti silenzio. Papà, io c'è da andare che significa balbuziella, ma la devo siciliano, chi è? Ah, oh papà, significa che fa qualche cosa a rallentatore. A me mi pare che tua fratello ha ragione, ma chi è che fa la lenta? Fa un mimo! Solo che è un po' cuba. Va! Un po' cuba. Basta! Tommaso chi è? Difettuosa! No, è Papà, è babbo. Babbo. Babbo?
ma io non mi sento di fare trasere in casa mia a uno difettoso. Papà, ma traseri dentro la mia vita! Mia papà, ma prima che sei andato vita a trasere in già la casa, lo sento, Papà, capisci? Santino, ma non fare l'esagerato, ma un po' con la lingua ci impingi! Hai un po' con la lingua ci impingi, ma così a me figa tingi però, non è che... Ah, poi, babbo va bene, ma... quel figlio, so faccio come si chiama? Stefano! Stefano, perché ce n'è uno qua, Stefano come? Chi te la Ska questo! Scassamento! Scassamento! Ma non toccava per la scassare che sto cavolo, ma è normale! Somaggia, come si chiama Somaggia? Rosa bello, qua buon animale per mangiare. Rosa, quindi con cialleggia rosa è bello, Rosa come? Rosa bu! Rosa bu! Rosa bu! Rosa buffa! Buffa in scassamento! Ma perché non è il cognome di scordarsi? Zitti tu! Non devo parlare! La linea! Tu non picchi a uno difettoso! Spatti con questi cognomi che fanno ridere a tutte parti! Buffa in scassamento! Ma guarda poi quando ti chiama questo! Chi è? Ma mi è così? No, è la di Dai, tu vuoi, sempre sai! Tu hai un picchio! E chi è? Subito! Tanto picchia una, uno che ci picchia la lingua così! Santino, perché tu ti pare la mia difesa? Dai, poi caccio la mente fede! Io non ho il difetto! Non hai difesa! Non ho il difetto! Adesso, ma tu devo ripetere magari tutti Io non ne so, quali sono i miei difetti? dicevo, c'hai i cipulli, non di uno, di tutti e due i peli, piloso che sudissimo, peggio di una scimmia, e poi c'hai certi neri, e un altro, come volevo dire, nero, non ce la dire, che non lo sapi! Tu, la nubi! Santino Palluccello, Assunta Pomodoro, Pomodoro in Colluccello, da quando mi meritaste che faceste diventare la signora Cavallietti! Scassamento! Non immaginate quando chi sono all'altare! Non mi devi parrina! Bello parrina! La linea con l'uccello di scassamento! No! Per favore! Non a fare discussione! Che sono Sabattino succede qualche cosa! Ma che sa, c'è un'urgenza! Un pericolo! Ma quanto tempo ci sta questo piccino il pericolo? Bebè! Non potevo se no! Occhi meglio a vedere un rete, la rete non sembra un rete! L'occhio non vedono, ma le orecchie di me sentono e l'occhio vedono! Mi fa volare! Voce bianca! È romantico! Ma che roba pure ci sta l'ultimo, però, vero? Santino, sono peggio di quando ci sono terremoti, temporali, uragani. Poi ce lo sposo, un puntesino, che sta 5 euro. Ma che sei solo? Che veramente?
Da panna solo un bagno, tutte e due solo un bagno. Tutti in un bagno. Tutti e due. Che ci facciamo? Scusa, con un bagno ci facciamo? Signora Maricchia, quante volte ci vanno un bagno tutte e due? Ce ne volessero 8, no, uno a noi, 8 ce ne volessero. Ma disturbo, per caso? No, se disturbo mi susto. Ma te, ma Che vai? se ne va. Non disturba mai, ma lei signora Maricchia, no, lei non disturba mai, assolutamente. Sandino, che volevo fare? Sacrifici. Se ne fanno tanti nella vita, sacrifici, qui parecchi. Ora si incazza la casusta, una macchinicetta, qualche lira mette da parte. Non è alternativo. Prima il terremoto, e perdiamo tutte cose, Sandino. Quanti sacrifici ha fatto? Quanti sacrifici ha fatto? Quanti sacrifici ho fatto, signora Maricchia? Guarda. Marito diceva sempre, un sarba per l'indomani, sarba per il cane, Sarma per le case. Tutti scazzamenti sono oggi, tutti scazzamenti sono. Certo però, Sandino, l'importante è la salute. Grazie a Dio, Meno male che tu là, giusto? Però, ricordati, uno di chi lavi, chi la perdi. Non ci vuole gente, Sandino. E come mai tu, Sandino? Nessuno in sta casa. Ci vede un infarto. Non c'è ospitare, mi scrivete a morire. Signora Maricchia. Ascoltate, io ora hai a nascere, me ne hai dire, anche se ci facciamo comunque che ne sta aspettando, la Madonna esce una sandaita a spostare Santa Affonso, a mangiare la chiesa che mi sta aspettando. No, ma tu, vai, basta che stai attento quando cammini, quando stai, non sapere mai, io aspetto la vigna, Ma chi è per me? ci avete toccato fumato. Sì, ma c'è una diarrea tutto il giorno. Aspetta, mi scesi con male. Meno male allora che ci faccio sposo con un bagno. Ma io non si preoccupa, facciamo. A Monini mi dai che la chiesa è tanto, capivo o no? A Monini. Però, ora che vai a chiesa, mi raccomando, stai attento perché sai che è successo ieri? Proprio ieri. L'autobus che passava davanti alla chiesa si vestiva a cosa? Perché non gli ha paruto. Gli ha meno male che aveva la bomba. Di chiamano morire. A me ci si convinto che cosa? No, per Dio. Non andiamoci la chiave. Però, tutto sommato, è ancora vivo. Che culo! Io l'hai visto sempre, signora Maricchia, a dire, parenti in bomba, ieri una fottuta, peccato che io non ci noio, ma era una cosa bella. Ascoltate, ci senti con me. Io dissi che si sta vedendo a chiesa, anche qui ci sta ora, forza, Santa Caterina. Un attimo, ora cos'è che facevo? Ci chiamavamo prima a Pagellonco e lo pesavamo, che saremo. Così su chiama, sparti, ci fanno aspettare un discorsetto e tu fate secondo te, ma non ci vuole chiamare perché con il numero della chiesa fa un certo. Chiesa San Filippo. 5, 7, 7. Pronto? Padellongo? Sì! Comunque io sono la signora Collucello! Assunta Collucello! Sì, c'è mio marito che sta vedendo di lei! Sì, usa, vabbè, io ci volessi dire su sua figlia da parte, ci parla, ci dice tu paroletti, picchi, e perché c'è mia figlia, la Vina, che ci piace in Caruso, saggio, bravo, con tutti i crismi e sacramenti, solo che è un poco, ma come ci posso dire, un poco barbo. E che ci fa te? Suo padre invece che non fece l'inferno, non ne vuole sapere proprio. E che dove la chiesa, dai, predica bene e razzo la mano, proprio come fa la gente parrete. No, ma no.
ti vuole più ti sciavi. Tutto sistemato! Mamma, però mi pare che hai un problema grande quanto male. Lo risolviamo chissà, poi ce n'è un altro. Come un altro? Un grosso ancora. Ma non è che si incinta? È incinta? Mary Speed! Ma come? Ti ho visto una lattina, vedi? E allora dice, mamma, avevi il nonno materno, che è corpo di nodo. Quando dico nel braccio destro, ha un braccio che mi ha angullato direttamente. E ho detto leggero, ma leggero, nella gamba. Leggero, Ci venisse un corpo a tutti, tranne che a mia. Meglio che mi ritrovo. Mamma, un frate di Massimo. Ah, ma facci chi la di lei. E poi ripete sempre una parola. Buongiorno. Mamma. No, l'acqua, vieni all'acqua. Chi si chiede? Il neo, chi. Meglio chi. Ai, ma sei fuori, fuori. La vita Mamma, un bacio di Massimo. Alla coppa! Mamma, amate di Massimo, esci a gara! No, mi sta ammazzando tutta il giorno, picchiando da poco da scuola. Uno sciacca! Uno con la coppa! Uno che ci ha avuto pure il sudato! Uno che ci ha chiesto senza così, ma come potevo fare? Tua pace non accetterà mai, madonna! Chi sono? Chi sono allardini? Sotto mi ha detto che ne puoi no! E allora aiutami mamma! Pensa! Non giudici! Piora, non giudici! Giudici, ma così, appiccato! Ne vedevo una, qui no! Perché se il tuo fidanzato, suo cognato, suo nonno si confonde! Perché tu sono telefono! Appiccato! Però mamma non può immaginare quando sono tutti simpatici! E tutti difettosi! Ma non dici sempre tu che lavori non c'è niente bene! E la mia, ma quanto amore che ci vuole per cuocere tutti i sentimenti! E ti giri in capanna e c'è chi tu campo! Ti direi fai che ti rompere, ti giri in capanna e c'è chi ti asciugato! E ti giri in capanna e uno buono non ci potrà essere la mamma! Ah, non cani che è una mamma! Giusto, un cane ma è un buono! No, ci mette la ricchia, si chiama meglio una famiglia di difettosi con cuore grande, senza difetti e senza cuore. Io sono sicura che Massimo mi darà il massimo. E poi dite sempre che mi vede bellissima, dolcissima, purissima. Meglio dell'acqua levissima. Ma mia minchia, ora a vederti così innamorata. Faremo di tutto per far trionfare questo amore bellissimo, dolcissimo, purissimo, ma tu erai nella chiesa, non devi stare a chiesa, sì, non mi toccano tanto. E adesso il padrellone ti viste? C'è la padrellone? Ci parrasti? Maria, Papà, dimmi. una cosa semplice. Fammi una cosa. Questo picciotto, Massimo. Ma bambina, sai? Piccoletta! Sì, ho capito, ma quando parla? Ma ci pingia assai la lingua! Capisci non rispondere magari tu! E che cosa? Niente di! Che? La linea, mamma!
immaginare quando sono una famiglia di grassi simpaticoni. Non sai, simpaticoni. Volessi conoscere subito. Sì, subito! Basta una telefonata. Si piglia l'ora di permesso perché travaglia come un ragioniere in una ditta di pulizia. Grande esperto di computer, sapi lavare, sapi cucinare, sapi stirare, sapi scrivere poesie e sapi amare. Bravo, vedi tu? Di ste cose non ne sa fare manco uno. Bravo la vita, brava! Mettilo sul picchietillo che è buono, mettilo sotto a stirare, amare, scrivere, cucinare. Salite al papà. Cagliamoci. Bravo! Papà, è andato a fare internet, te volevo recare. E chi? Pronto? Pecorino mio, ciao! Pecorino! Ma io come chiamo Pecorino? Vieni, ti aspetto! Vieni col nonno, va bene, a dopo, ciao! Pomodorino, ciao! Pomodorino! Ma che c'è? Pomodorino lo chiamo! Io mi chiamo Pomodoro e tu Pomodorino, non puoi chiamare tu Io faccio ma per l'insalata, pomodoro! Allora, dimmi. Fra poco vieni con suo nonno. I messaggi li facciamo venire in auto. No, l'auto amore! Tutto insieme, prima! Prima, ma senti, cara cosa? Adesso vedi che io... Perché usato! Assunta! Entrami a casa! Mi sono tutta gli Antonino! Chi sta mi fa prendere la mangiare su? Non può immaginare! Siamo in questa terra per soffrire. Ed è per questo che dobbiamo cercare di vivere come meglio possiamo. Certo, come meglio possiamo. Ecco, calma. Ma che c'è tu sei? Che calma! Però Assunta mi raccomando! Sì! Stasera non vi scordate mai di chiudere la bomba! No, c'è, anche lì. Anche lì! Lo sai che potesse succedere? Una si va a curva e si scorda a bombola! Va bene? Questa è la nottata che fa? Comincia a nascere un gas! Un gas nasce e quando dormite! Quando dormite un gas nasce! Ti pare il travaglio! E io morissi sicuro!
barba! Ma come che non mi vedono mai? Scusate, hai necessità di fare a pipì? Sapete, alla metà la prostata non funziona poi. Dai a sinistra, Meraviglia, papà! Ma forse la compagna... Che è meglio che l'accompagna Massimo? Che dici tu? Non è meglio? Compare, oggi non ci vedo fuori. Ma questa mano è il morire, tempo capite che io Massimo, benvenuto in casa con l'uccello. Vedevo l'ora di conoscervi. magari io non vedevo l'ora di conoscervi. Siete una bella famiglia, con l'uccello. Una bella famiglia. Io vorrei che mi stanno noccioliando. Sei sempre più bella, pomodorino. Magari tu, Massimo. Pomodorino, non sei tu, Ida. Non ciao mattina. Compari ancora non conosci. Mamma mia. Mamma nonna, io imparo pure appena che conosci. Che bella famiglia. Che bella famiglia. Io vado pure allenatore con capolunga, che non pure allenatore con capolunga, no, nonno! Ma da pipipipiglia, da pipipipipinula! Allora ascoltate, questa bella compagnia, io non l'avevo ascoltata. La pressione? No, compare, potesse capitare. Che se non mi piglia la pillola, mi incomincio il tremo mio, non do bene sereno. E potesse capitare, potesse capitare, mi piglia ancora la pillola. No, si piglia sempre, vedete con i difettucci, fino a morte, ma giusto piccoli difettucci. Ma sapete senza acqua? Se mi piglio con la acqua, ma fugo. Dai, Massimo! Sì, papà! Ma ti parliamo più papà! No! Non ci facciamo caso. Non Cristiano, queste cose! Non ci facciamo caso. Non ci facciamo caso, compare! Non è la parte, questa non è Signor la... Felice, ma ora che siamo in famiglia, ci volete domandare una cosa? Un pistocchio, che succedeva? Ancora maleducata, ma chi è che esiste? Scusate, compare, chi è maleducata? Non ce ne anzico queste cose, indifettile! Ma che non è il caso di voi, ma che non compare, ma mi sa per lui, se non me l'avessimo al domandato. A buonanima mamma si chiedesse, caputi, che metterò una coccia. E nasceva così. Ma se avete avuto domani, mi potete fare, io mi diverto. Che bella famiglia, che bella famiglia! Massimo, guardi una cosa, ma i tuoi sanno tutto di questo, come si dice, di questo zitaggio? Che zitaggio? Ma parla bene di questo amore! Di questo amore, sanno tutto di questo amore! Ma certo! La mia pecorina è stata accolta! È stata accolta! Va bene! Pomodorino mio! E la vigna ti tieni, così ti posso
ringraziare sempre. Un cellulare. Che bello, ma me la porterò ovunque, in piscina, in montagna, in bagno. Questo ti chiama magari un bagno. Signor Felice, ma siete ti credete un po' di caffè o caffazzo? No, sapessi, un po' lo stomaco, tu sta un tempo che mai studio. No, meglio no. Si fece tardi. E ora mi evoca, si fece tanto. Senti, a quanto tempo ci sta per spiccicare la parola? Va bene, grazie cara ministro. Signor Felice, grazie, scusasse ancora per la domanda che ci fece dell'occhio. Ora si gioca puttana. No, guarda, preoccuparsi, anzi. Stava famiglia, lasciano tutti piccoli difettuti. Piccoli? Ah, buonanima non viene. Aveva quattruita da bere. Aveva un braccio destro più lungo di che più sinistro. Aveva un naso storto, lungo e a forma di L. Ma sapete che persona era? E se conosceva con Compare Sandino, il Rosario. Ciao, Apollone. Questa giornata vai, e allegria, e non si scusasse, a molto spesso, difetti, bendizi e pazzia, per sovare con compagnia. Grazie, compagno! Tutti da famiglia! La vita della casa! Ma perché non mi registrerete? Casolando era vacante così! Chi era non mi registrerete? Ma io neanche sapevo, mi stiamo da sole, manco ci feci caso. Ma non ci feci caso. Non ci feci caso! Ci dica, non ci feci caso. Puta di asti! Aveva l'occhio che aveva capitato uncinetto! Cazzo che ci mancava! Un si voleva andare a mano! Io meno male che a casa moglie morivo! Bene più pazzuita! La baronessa è più lunga che da sinistra! Naso storto a forma di L! Un minchia di stampoliare la mia Papà, ma non mi diste che Massimo è pisciotto d'oro, ma così nota che balletta. Ma non si nota! Che come si nota? I medici dicono che col tempo non ci aumenta, non ci diminuisce. Che succede no, mamma? Ah? Metti che succede qualche emergenza, scoppia la bombola e non dà del pericolo. Quanto tempo ci sta? Perico, no, e non scappa e tu credi a parlare. Allora, scoppia sta bombola, durissimo su. Dai. Subito, sempre lo dice la signora Maricchia. Che la bombola scoppia se muore subito. Se vuole su. Io prima non volevo. Ma poi, visto per ser lungo, già ti sta dando. Quindi, riferendo a situazioni, riferendo che siete troppo provolini e provoloni, Verogno, Dai. la mia approvazione. Ma non riesco a fare vita zitta, lei c'è mano. Buonanima di mia madre di Cia. Qualche altra fessaria, Ogni effetto ha un suo difetto, ogni brutto ha un suo talento. abbonare alle mie madre invece di Cia. Un bello puso difetto perché te lo ripeto, un brutto puso talento, fallo fuori che sei nuovo. Oh, lo so, così di Cia. Mia madre, Marina, mamma. A che sarebbe? Come più felici, divertenti, che infelici, però al più presto voglio conoscere i suoi genitori, i signori scazzamenti, non ci posso pensare. Non ti preoccupare, a più presto i canusci e simpatico. Simpaticone. Va bene, papà. Più che te che lo vuoi. Capicchietino. Papà, cara mia, che come faccia?
Capitino. Ma voi mesogino, avete una fortuna incredibile! Uno si mette, questa fortuna! uno travaglio, una fortuna con la F maiuscola! Noi abbiamo una sfortuna HF minuscola. Oh, papà, basta. Io un siamo, cos'siamo, quando io non so tutto il mondo travaglio. Non mi chiamo uno, quando vai a stare vicino, anche se ha risposta, avremo da trovare il travaglio. Ne sentiamo più tanto, va bene papà. Arrivederci. Arrivederci. Ci ha detto proprio delle parole, mamma mia, ho convinto, proprio convinto. Ora, però ora è un momento più difficile. Oh, saccio che è un momento più difficile, ma sta coppa di tuo socio come è grande. Ma normale! Ma non ci l'ho giocato mai. Ma veramente una volta ci ho spionato! Ma come io mai le tutta quella coppa? Ora va bene. La spionatezza ci l'ha mandata. Ma manco per mia, ma non fate, che io sto fate, ce la dai, che sempre la dico. Avere parenti io voluto, sorte e salute sempre avuto. E tu soggetti vita sai che sciangata. Ma fare loro bambino, mamma, ma te lo va a fare assai più giusta la situazione! Praticamente che dove sono me, greco, con tuo cognato, ciao, dice buongiorno. Ma che non ci mi dà colpa per andare in corso, ci dico per te. Che? Non è Pronto? Pecorino mio, ciao, sono io, dimmi! Stai venendo? Certo che ti aspettiamo, certo, va bene! Ciao, pomodorino, ciao! Che dici, mi caccio? Tutta a casa le vacanze! Sì, siamo vacanze di mare, ma facciamo le cose, qua, ma c'è il cuore, ma Vacanze, sì. Signor Rosso, fa che vada tutto bene! a sognare senza dormire a papà. Sandino, non deve avere sta giacca, non deve avere sta giacca, sistema della stabilità di compare, forza! E io sistemata, già No, mettete tanti che profumo, che sto profumo che mi portava mia! Sì, e tu mi tutto un po' fare, ma che mi devo portare? Io mi prendo vacanza! Tu che ti metti, Sandino, che ti metti? Non vai a mettere niente, io sono già vestito, pensato e pulito. Non mi metti compare! Sì. Io ti va bene a spostare sto coso, perché tu per ma poi mu... Ah, verità, che è un tavolo fuori. Mettete almeno da ti dopo barba, te! Ma senza dopo barba, dopo barba, non prima, un momento prima. Non mi interessa!
umana, come sei la testa china, un stomaco in buio. Questi sono i rimorsi di coscienza e che assai non te ne liberi e che assai aumentano. Ma quali rimorsi? Metti avere una casa piena di malanni, una casa piena di difettosi. Prima di dirti queste cose non ci facevi caso. Brava moglie, ma fra dillo e averlo di presenza. C'è una bella differenza, moglie. E a tua piccola linea però non ci pensi più. Che sta male, non mangia più, non dormi più, al momento mancanti te sta più, non sta bene più. Ci passerà, non ti sparruare che ci passerà. Ci passerà. Lo dico io, che sono il più grande dell'esperienza. Mi passerà! Ci passerà, stai serena che ti passerà. Cainza, che tu vai stare a male, non sei tu, ma sono io. Vuoi capire? Io ho vecchio! Tu non nubi! Cominciamo! La nubi! Ma chi? La nubi! Tenetele, gridate! Finitela! Oh! Me ne posso sono vicini! Ida! Oh, è vicini io! Io! Ah, mi casa! Oh, non ne voglio! Ma poi magari tu, ma tu immagini? Sono figlio tutte e due, di sicuro l'ipotetica sono la cosa più bella da bruciare. Di sicuro qualche difetto ce l'hanno, no? Tutti noi, in forza, ma che difetto ce l'hanno? Ah, sto giusto a mia, va capitale, sta famiglia, scazzamento. Che te dici? Signore, io ti voglio bene. Io prego, non ti vai alla chiesa. Ma io non già faccio più per davanti. Io sto diventando mazzo, la settimana sto diventando mazzo. Non mi resta un momento, no, signora Maria. Io non mi caso, meno male casarmi non a quantificare. Brava, mamma. Mi sono zitto. Perché sono i femmine, che già vanno, si stanno confrontando tutte e due. Ma quando è bello lo comporto. Quando è bello lo comporto. Non c'è comporto. Si muore prima dei suoi organi. Però c'è meglio morire con qualche dispiacere che con qualche disgrazia, no? Tu che dici, Sandina? Ci sì, meglio fare campari piuttosto che morire, per esempio, che fottere figli dei dispiaceri. Signora Maricchia. Ma c'è ragione. Ma c'è ragione. Sandi! Che? Ma hai visto tutta lezione in donne? No! Non ci facessero controllare! No! Ma sono tutte cose che si sentono oggi, Sandino! La famiglia! Mentre dormeva, cascò dentro la testa e morì un sonno! Invece lavoro più fuori! Chissà, quando nasci un sommaggio, sicuro pigliamo e moriamo! Sicuro, nasci qui! Assunta! Assunta, non chiedi! No, non so bene. No, basta cacciarti della Maricchia! No, non so bene. No, basta, ce lo ridu! Io stavo sistemando il robo. Non ci conforta! Ma non c'è niente, non ti preoccupare, fatti da che fai! Io parlo da te a tutta Marina! Signora Maricchia, ma lei si faccia sì! Che tesori che dai! Io hai ammesso che magari oggi! Ma faccio lungo, Santa Caterina, Sant'Afonso, Chiara, Scenda, Sposta, Tiraghi, guardi, ci lascia un po' quello conforto a mia moglie che andava assai dalle figlie. Io stai attenta. Ma ricordi che da triste? Che c'è tu? Problemi con la figlia? Ma non ci pensare, ma non ci basta di disgrazia che ne riserva la vita. Ah no, lascia sapere.
affari. Stava dicendo invece a tuo marito poco fa, mentre siamo in hotel, fate cena con giornali. Ma no, ma lei che trova pure, a condensa. Ma con tutte queste cose che si sente. Permesso! Massimo! Amore, che gioia! Corri, che bella coppa, Vicini di casa, mi scusassi compare, ogni tanto me ne cado e me ne da fare un po' di compagnia. ci mettiamo qua su per minchia d'allegria! Non ti preoccupare. Papà. Certo, giusto, Sì, che ha tante cose. Non ce la potete toccare la coppa prima che me ne vado. Se proprio vuole. Assurda! Dimmelo sempre quando vieni! Anche a te c'è troppo! Che fortuna mi porta! Ma la vigna vivo più mamma! sono questi attimi che mi fanno riprendere. Oh, si fece caldo per Amonini, dai, si fece tardi. Sei Amonini. Amo! Anch'io dobbiamo essere Sì, fuori. è fatto che diventavo debole, Amonini, dai, Amonini. Come ti vedo subito più ripicchiata, appena si sta al massimo. Ora però uscite tornare a nuova perché sta venendo da padre e dopo pensare che a che cosa si incontri. Mamma, io voglio! Ma carina, mamma, ma se non ci fate facello, come a fare qualche altra cosa per farci cangiare idee? Tu papà ora mi impedisci di venire al massimo, io! Basta che non te ne furi. No, mi veleno! Ah, va bene, cosa fai? Mi dico 50 mindoli! Ma ce ne bastano 20. Ma che pensate che giustamente? Dimmi Lenny, si fa apposta. No, battiti da panna, sono combinare queste situazioni, battiti da panna, mettiti più sittirata, più desperata, no, già come ti ricordo, mettiti, già come ti ricordo. No, talmente la devo girare questa situazione che questo fidanzamento si deve fare. Cacca. Visti per l'uomo? Io andavo a chiesa, mi chiamavo, tranquillo, mi fece entrare in casa a Cristia, mi finisce la camera che andava in fondo, mi fece la testa tanto, Cristi, a mia, che non c'hai un cuore, a mia. Che non c'hai un fede, che non c'hai un'intelligenza, che non c'hai un rispetto per mia figlia, che non c'hai il rispetto per il prossimo, che non c'hai il rispetto per i difettosi, mia. Mi fece sentire come un cattivo, più cattivo di tutti i cattivi, mia. E va bene, buono, un marito, non è che sia così. No, dici? ma no, tu non è che sei poco intelligente. No, è che certe volte non capisci niente. Non è che tu c'hai poco rispetto per il prossimo. È che certe volte deve fare tutte parti. Non è che c'hai poco amore per tua figlia, ma che isso non si può dire. È che in questo momento non stai pensando proprio. E non è che tu sei cattivo. Cattivo. È che sei più cattivo di tutti i cattivi. Ma che mi dici queste cose Camerino? Ma non lo conforto Cameroni! Un dio da mia figlia! Da quando? Chiamala! No, ma non ce la fa manco a parlare. Chiamala che c'è a parlare! Adesso sì, sa bene. Ce la Chiama. fa, vedi, la vigna, ma... Io mia figlia la voglio bene! Io la voglio aiutare! Ci voglio ir incontro in tutti i modi, ma magari io me lo voglio aiutare a papà! La figlia a papà, vedi? La
voglio aiutare a papà. Parla, cerco di sentirti. Io ti voglio aiutare venendoti incontro in tutti i modi. Però, magari tu vai a aiutare a mia, no? Ora, facciamo una cosa. Ora, tutto sto manicomio, io mi scordo tutte cose. Tommaso è dimentica. Tuo frati se ne sta fottendo, ma dimentica, tutti dimentichiamo questa situazione, va bene? Ora, basta che tu una figlia. Io non lo lascerò mai! Tu la nubica! Tu capito? Tu la nubica, papà! La nubica! Tu la nubica! Sì, la papà! Mi stai guardando con chi sta? Non potevano restare pensieri a giocare a caso ora, no! A una crescita un po'! Tu la nubica! E chi te ne ha dato non si fare su di sta casa? Io stavo dicendo, da Indra, mi continuavo a ripetere, io voglio! Ah, ma io santo, ma non puoi chiudere l'occhio! Chiudo l'occhio! Qui ce n'è uno senza occhio in sta famiglia! Chiudo l'occhio magari aiuto, ma no! Ma sta cascando malato! No, che non sta cascando! Si fare un po' più fissato! Non ti preoccupare che non ne fa fesseria! Ah, ma le fisseria! Il problema è che a questa età sono tutte difficili le ragazze. Ma chi sarà la mazza tu? Ma che è difficile la stella? Anche che devi mettere la cara tu! Sono difficili a questa età! Guarda! Io sto dicendo seriamente, e se me ne nasce? Oh, che non si vede neanche cretina tuo figlio, non ti preoccupare! E se mi fossi? Ah no? Chi stu mai? E poi mai? E tu stai attenta! Tu vuoi stare attenta perché ti riterrò responsabile di tutto, se succede ti riterrò responsabile! Io responsabilità non ne voglio, la responsabilità è tua! Ah mia! Sì! Ma onde E qua? che ci dicesti noi chi ti sta cascando malata? Non sai che stai attenta! No, mi hai capito una delizia, se non è vero! Oh, ma da che parte stai? La parte di vita! La parte del mondo, via! La verità! Ma guarda, quando me ne vai in campagna, va a pigliare il chiaraia, perché non mi sopporto più! A te, a tua figlia, un barino, a non mi sopporto più! E la verità, che te lo dico! E io sono in campagna, c'è te caschi sopra, non sai che devi non no, la via viene a casa, no, vieni subito, stiamo a organizzare, sta pulita apposta, ma sicura la puoi acconsente, acconsente, basta che ti mariti qua in bella pulita, picchiamo una carta, carta e via, avanti, scriviamo una bella lettera, e lo dico io ora, scriviamo una bella lettera, picchiamo fuori, avanti, scriviamo, caro papà, bene, il mio sono fuggita con il mio grande amore Massimo, perché tu non hai voluto consentire a questo mio grande amore. Sappi che, diciamo così, sappi che alle 4 ancora non ho perso la no. Dopo le 4 e precisamente alle 4:10 io perdo l'onore. Non voglio perdere l'onore perché sono una carusa a posto. Perciò ti lascio il mio numero di cellulario. Sì, che diavolo, sai a memoria? No. Scrivici Luca, scrivici. Se chiami magari fino alle 4:08 io sarò ancora alla bata.
E basta che acconsenti a questo amore, io ritorno bella, pulita e felice. Ti voglio bene. Brava, e lì va. Che non ce l'ho già. Allora, ti voglio bene. Ci potevo magari non mettere, però ci mettere. La vita. Lo faccio vedere io, bello, questa pedaletta ci andiamo, lo faccio vedere io. Meglio maritare con un difettoso pulita, che con questo difettoso orga. Ma vedi che al momento sono i gemelli, non viene più l'orario. No, ma chi tu sembri a storare è sempre qua. Non ti preoccupare, chi te qua c'è sempre qua. E allora vogliamo al massimo, l'avviso. Sì, vogliamo, bravo. Dice tutte cose di sta qui a posto. No. Ora facciamo una bella prova. Io dicessi che ora facciamo una bella prova perché non volessi che tu è stupido. Però no, così stupido. Non volessi che si mangia la foglia, a cui non ci credi. No, poi mia figlia non si marita. Ci dico che a fare una bella prova. Ascolta, ma tu sei visto telegiornale? Ascolta, così sei visto telegiornale? No, non preso telegiornale. Ora, picciottenti 20 anni, un forte esaurimento. Ammazzo i suoi genitori! E va bene, signora Maria, Ora fa fritti di morire ammazzate dai figli stessi! Anche se morire, anche se certo, no, se morire! Ma meno male che mio marito moriva e me la stavo senza figli! Meno male. Perché allora magari io rischiavo di essere ammazzata e dai figli stessi! Va bene, poi Ditelo assolutamente! Sì, a voi così, chiudevo, proprio il favore. La chissà, ci mancava solo io. Allora, dobbiamo salire. Mamma, dottor Kay, Massimo si mi sa ridere. Ma che ci ride, ma stai reagendo? Ma non ridi? Ma tu non ridi tutto in una volta? Malpetta, ci vai Va bene, senti, io ti dicessi una cosa, facciamo una bella prova. Sì, facciamo una bella prova. A così dopo papà ci grida. Allora, io mi sono andato a mandare. Ma perché mi dà fare? Questa è la spesa e la giacca che da caccia io mi che da mano, no? Che sceni, sì. A fare castello di sceni. Andiamo a fare la spesa. Non c'è da vedere proprio che non c'è da dire. Allora, mi sto Ma perché era appesa? Allora, facciamo così, facciamo una bella prova. Io faccio la parte, io. E facciamo finta che mi stai ritirando di fare la spesa. Perché io pensavo, ma tu io ero a casa, non vedeva che tu stavi scrivendo lì. Non vedeva, e che tu poi sono magia. Invece facciamo finta che stavo tornando a fare la spesa, perché che tu sapi che io ho studiato. E neanche mi sembra fare la spesa. Allora, poi tu fai la parte do papà, io faccio la mia parte, che da me. E tu fai la parte do papà. Ti metti già davanti alla porta, fai finta che esci, io trovo la liccia e la leggo. E poi faccio la scena quando ti spero. E quando tu si devuci, ciao, se fai un papà, va bene? Sì, lei, chiudi la camera, c'è la signora Maria, va bene? Vamos. Pronti? Azione, via! E qua, pezzo di carta. Tu ancora un po' non è tornato, no? La vita! No! Siamo sopra occhi tutti, Santino, leggi! Siamo sopra occhi tutti, non lo doveva fare! Bella, questa cosa! Ma se tu risi, io da parrocchia, faceva sempre a parte una tragediatura, io queste parti faceva sempre! Ma tutti in casa
fare l'attrice precisa. Stai facendo, io oh, Lavinia, che disonore! Siamo sopra occhi tutti! Sopra occhi tutti! Ancora la prova. Certo, ci avete buona sta prova! Fenomenale. Senti, ma io mettete là. Senti, ma io ho pensato. Vecchio Caliccia, non è cacciare un gnolo in mano, facciamo una cosa più bella. Io ci faccio una scala e ce li vai più tanto e vedremo provato. No, mi stai sentendo male, siamo sopra un chilo. Bella, bella. Senti, i così pompini ci mettisti? I contantini seschi? Però è quanto di sto cellulare, se no non avevamo fatto niente, all'inizio senza cosa. Però, ma non fallemo. Ma che fallemo? A risolvemo. Con tutta sta scenata che stiamo facendo. Prima le 4:10, dopo alle 3. Ci viene a mangiarci un po' culo. E mi dice assunta! Telefona! Avanti, salve. E se non ci avessi a credere che non succedeva niente. Ma allora se proprio ci credi, diciamo che facciamo una bella visita gino ecologica. Mi raccomando, la vita è più finta, Cristina, la vita è più finta. Dato che non capisci che l'amore ha muccio ogni difetto, per forza la picchiare di petto. Ma Giulio che era sola perché mi stavo facendo la doccia, allora mi dai che c'è l'acqua caura aperta. Ma stai attenta con l'acqua calda! Sei bruciato da fora! E sulla più portare all'ospedale! E ci vedi con l'operazione! Va bene, stiamo attenti, va bene, stai attenta. Oggi chissà, di domani mi faccio la doccia con l'acqua ghiacciata. Speriamo che quando se ne va la via non trova la vicina come ha chiesto. Ma non può essere perché uomo Ida, cioè sono Ida. Signora Maria, torna a nuovo. Comare, matti, Compari, prego. Buongiorno, compari. Buongiorno, voglio sentire, ormai, Ma siete sicura con tutta questa cosa che state combinando? Che tutto va bene? Infatti, comare, ma noi siamo una famiglia per bene. Una cosa che siamo perfetti. Ma state tranquilli, è tutto sotto controllo. E se Lavinia torna a casa che bullo? A un momento male tutte le cose funzionano. Ma speriamo. Ma pericolo, ma comare, che ci visti in sta gobba? Io non vorresti capire, eh? Ma ne sta sciangata chi ci viste? Buongiorno. Buongiorno. Che ci viste? Compare che ci viste? Niente. Che cosa ci viste? Ma poi non è solo per buate, è tutta la situazione. Ma dopo sta scenata che ci facciamo di domani non vede niente. Ma Lavinia ci lasciamo tutte cose? Certo, ma noi speriamo che non fanno niente. Speriamo, speriamo. Però certo c'è da pensare che sono vicini, ma cosa potesse accadere, ah? Buongiorno. Raccomandiamo che non succede niente, che non Anche che mi chiesto io! E se non voglio domani! Con mariti vivi, ma ora mi fa pronto da tornare mio marito, non mi facete giovane più! Arrivederci. Arrivederci. Avanti, avanti! Speriamo bene! Spero che stare malato oggi come una volta! Che ore sono? Ma perché chi ancora non si era cambiato sto orario? No. Non dichiarato. Ma perché è tornato? Che più aspetta torna sempre. Meglio che sta lì, ci mettiamo i 4 e mezzo. Sono in realtà ci scrivono i 4 e mezzo. Ma non può essere, che i 4 e c'è scritto fuoco. Scatto i 4 e no, in giardinaria a tornare. Ci stiamo tutte cose.
tu? Ne ho fuiuta. Ti ho fuiuta! Ho sentito, mi hai visto? Te ne ho fuiuta! No! Io ero a fare la spesa! Ritornai! No! Papà, che non la va a fare? Ma la sorpresa non la doveva fare! Che non la va a fare a papà? Se non la tutti! Sono anche tutti! No! Questo non è più! Questo non la va a fare! Non la va a fare! No! Ha tradito la mia fiducia! Disgraziata! Pecorino! Pomodoro! Ma per il mio cognome mi chiamora! Stai parlando tutti! Mi stai lamentando! Pomodoro! Questo non la va a fare, disgraziata! Ha tradito la mia fiducia! Questo non la va a No, fare! Santino, se manco non tempo, per favore! No, io non la Per chiamo! favore, No, mi dispiace, ho la verità come la tua, mi dispiace. No. Io non la chiamo. No, quello che sono. Ah, se io la chiamo, pure che poi mi dici che lei ritornerà con l'onore. No, quella fede. Non c'è niente. Ma non posso più non la chiamo, mi dispiace. No, non chiedo, Ma ora manco 4 minuti. Sì, ma io non la chiamo. 4 minuti significa che sono perché vicini. No, vicini. Vicini. Si stanno toccando. Si stanno guardando. No. Occhi in causa. Che cosa sta mangiando con loro? No. E alla fine ci stanno pescatino. No, non ci casco. E dici, ma perché papà che non mi vuole bene? No, più bene. Ma perché non piamo? Mi vuole fare leggere il tesoro? Questa sonorata. E poi io ci sciuti i lacrime. Questo che lacrime. Natalia, che ci dici? Cocò. Coraggio. Ora perché non me lo si stanno basando. Si stanno toccando. Chi tu? La storia sta toccando. Ci sta levando la ma poi pure può essere che sono dalla macchina. No. E stanno cavando i sedili dalla macchina. E poi tu si sta levando la cintura. La cintura no! Chiami! Io però a moglie che sono sicuro che non succeduto niente, Ora, sai che facciamo? Ora, quando vedi, io mi chiamo a Massimo, in disparte. Tu ti chiami da banda a tua figlia alla via. In disparte, a poi incontriamo e vedremo se le due cose combaciano oppure no, va bene? Ma ha detto figlia, potremmo stare sicuri, potremmo stare
A ti bucare in bastano che ti cacciava al testa, no? Mamma! Ma chi è una rita la porta io? Mamma, esce subito però! Massimo! Come c'hai l'occhio? Sai come si dice? Occhi affossati, corpi affaticati! Ma tu non mi fai affaticare! No! Invece a Sandino, tuo padre, quando c'ha gli occhi troppo musciati, significa che è senza forza. Senza forze, ma Massimo, io aiuto a parlare! Allora, io per il momento non esco più. Che c'è? Mi picchiano tutti in giro. E come? Uno mi babbia, uno mi fa un tiraizzo con la mano, l'altro mi viene sciancato. Brava! Per la tua felicità, hai rovinato la mia tranquillità! Ma stiamo a casa, sta a casa. Massimo! Aiutai a parlare un po', assurda perché partite da panna, parla con tua figlia da porta in vicino, l'ecologico, e poi non ti scaldare! No! A me scaldare! Aspetta da papà! Massimo! Allora, pure i te mie figlio, sai, allora, erano vicini! Sì, papà! Ma quando erano vicini, erano attaccati! Sì, papà! Basta che non c'è solo sì, se non rubano terminato, va bene? Sì! Ma per caso, mentre che erano vicini, assieme, mi toccasto! Sì! E per caso, mentre che mi toccasto! Ma per caso, mi baciasto! Sì! Dimmi una cosa! Ero... Senti! Vicini! Sì! Ma ascoltami, erano vicini! Ma così! Così! Ora ci sono tutte la volta, che qui no! Non potevo stare tranquilli! Sandino, meno male che telefoniamo con te. Meno male che sto già la caputo prima di dia! Sono felice perché capisci che quando uno riflette capisce i propri difetti e lo sai che siamo tutti pieni di difetti. Hai ragione! Papà! Siamo tutti pieni di difetti! E questo disturbo? Solo una cosa veloce. Quando vado a prenotare la tomba, ma di quello Cosa ne fare ancora? Chi sta a dire ora che moremo? Tutti noi non materiale buono! Che bella Tutto superato! Finalmente un po' di pace! un po' in pace! Compare, sono sciangata. Ma wow, non va bruttissimo che ero più sciangatore mia. È vero, comare, è vero. E io, comare, vedete sta coppa, vedete?
Quasi una paccagista, ma ci vede una coppa peggio la mia, Compare, ma non per mia! Ma non per mia! Io sono orgoglio oggi, guarda, sono orgoglio, E tutti noi! buongiorno. Tutte queste difetti sapeva! E la figlia che quando nascevo mia madre che picchiava, gli invitava a andare a munnizza, vero? No, dopo sbagliato, compagno. Perché i figli purtroppo possono avere tanti difetti, tanti. Ma magari tanta gioia, tanta, perché ti dicono tanta gioia al Tanta gioia! Compare, noi esseri umani possiamo accettare tutto, ogni cosa capitano all'auge e critichiamo e giudichiamo, ma quando ne toccano altre cose siamo difficili ad accettare. Quindi compare, davanti agli occhi di Dio siamo tutti uguali. Assunta moglie, quanti difetti che non venivo curati. Avevo tanti difetti, tutti. Tu avevi Io, tutti avevano difetti. Ma poi però, andiamo alla chiesa. Sì, andiamo alla chiesa. Priamo. Magari ne scambiamo lo segno della pace. Sì, lo segno della pace. E poi, quando ne usciamo dalla chiesa, abbiamo ascoltato tutte cose. Tutto. Grazie a voi, comare. Grazie a voi, comare. Grazie a mia figlia, grazie a tutti. Che in tempo mi facessero a capire che in fondo l'avevo tutti certi difetti. C'è con la vista, c'è con la mucciata. Compare, ma meglio c'è difetto a vista, che uno mucciato. Avete ragione, compare, meglio c'è a vista. Usai che dico. Chissà, è una bella occasione. Amore, prendiamo un spumante, voglio brindare. Chiama a tuo fratello, chiamalo perché voglio brindare a questa famiglia che si è unita, a nostra, a vostra. E chi te ne... Brava Carlo, te ne rimasta qua. Bravo. Bravo, a posto. Non vai un incontro 100 kg. Sì. E noi cerchiamo sempre l'altra pila. Non sapendo come la molte siamo pelosi. Che cerchiamo sempre di fare i rugnosi. A questo gentile pubblico voglio dire. Ah sì. In fondo l'avevo tutti certi difetti, c'è con la vapette, c'è con la mucciate, anche l'essere perfetto, Catamone, io sogno perfetto, anche l'essere perfetto in fondo, gli è magari un difetto. E io dicessi che forse è meglio che la perfezione non esiste. Auguri! In un paese strano viveva una famiglia, era nuova che la figlia, era nuova che la figlia, nella San Romano viveva sta famiglia, era nuova che la famiglia che dopo il corpo di leone sposava Giuseppina, anche lei con la cugina, anche lei con la cugina, sposava Giuseppina, sposava di leone, anche lui sposò con la famiglia che I